e ve lo dico in siciliano perché questi sono cucunci, aliva a moddo, il finocchietto, il pane di casa, il salame, il formaggio tipico diciamo dei nostri montenebroti, un vecchio diciamo inizio pranzo che si usava fare nelle campagne del nostro bellissimo territorio. Questo è un cibo DOC al 100% genuino, biologico e che sa sapere mangiare, quindi noi nei nostri locali dovremmo presentare aliva a moddo, aliva in suppesso, i pomodori secchi, tutte quelle cose, i formaggi, i salumi che automaticamente sono una goduria per la nostra gola, per il nostro palato e per i nostri occhi, perché si mangia pure con l'occhio. E a proposito di occhi, di sguardi, ammiriamo anche quello che ci circonda, il panorama dal quale assistiamo da qui. Cosa ammiriamo da qui, da San Giorgio di Gioiosa Marea? Quello non ce l'abbiamo messo noi, e la natura ci ha premiati, abbiamo stromboli, strombolicchio, risca bianca, lipari, salina, abbiamo anche Capo Milazzo e sullo sfondo si intravede la Costa Calabra, la bellezza diciamo della nostra Italia, il santuario della Madonna Nera del Tindare, il meraviglioso Golfo dei Miracoli, un piacere diciamo del nostro palato. Poi, come si dice in siciliano, un colore c'ha tagliare. Ora propongo e chiedo a tutti chi si occupa di ristorazione di fare gustare queste belle pietanze nei loro locali. Aliva a moddo, aliva in suppesso, alive scacciate, i formaggi tipici del nostro territorio che ne abbiamo parecchia, i salumi e il pane da casa. Video completo prossimamente su Bella Sicilia e Onda TV. E da San Giorgio di Gioiosa Marea al prossimo video.